io volessi trovare pace, ma una pace senza morte. Una in mezzo a tanta porta sarebbe per campare. Sarebbe una mattina di primavera e arrivasse fino alla sera senza di inserrata là, senza sentire più la gente che ti dice io faccio, io dico, senza sentire l'amica che ti viene a consigliare, senza sentire la famiglia che ti dice ma che fatta, senza scendere più a patta con la coscienza e la dignità, senza leggere un giornale, la notizia impressionante che non vuoi per tutto quanto e non tiene che ci fa, senza sentire un dottore che ti spiega la malattia, la ricetta in farmacia, l'onorario che ha papà, senza sentire sto cuore che ti parli con Ciottine, Rita, Brigida, Nannine, che sta sì, che là no, perché insomma si vuole pace, non sentire più niente e a sperare che solamente viene la morte a ti pigliare. Io volessi trovare pace, ma una pace senza morte. Una messa a tanta porta sarebbe per campare, sarebbe una mattina di primavera arrivasse fino a sera senza di serrata là.